Si è tenuta in queste ore la 39esima assemblea di Aprolav, Associazione Produttori di Latte del Veneto. La realtà, che rappresenta 1997 aziende del comparto caseario regionale a Castelfranco Veneto, ha ribadito l'importanza dell'aggregazione come strumento capace di valorizzare la qualità del prodotto made in Veneto, ma ha anche dato uno sguardo oltre confine per comprendere meglio la contemporaneità del comparto. In Aprolav abbiamo sempre guardato attorno a noi cosa succede. Abbiamo sempre detto che il mercato del latte non è italiano ma è europeo e mondiale, e oggi secondo me è stata individuata la realtà olandese e quelle polacche, che sono quelle che aumentano e diminuiscono per capire cosa sta succedendo. Abbiamo avuto delle risposte, abbiamo capito e abbiamo capito anche quello che dovremmo fare in futuro. Il consumo del latte aumenterà, che la popolazione è in crescita e che c'è sempre più richiesta. Il Made in Italy, il più cercato, il più copiato, è quello che che dà valore alle nostre produzioni, e noi dobbiamo continuare a lavorare in questo. Con un prezzo medio del latte che varia da 0,58 euro al litro per le cooperative a 0,53 euro al litro per i caseifici privati, il comparto fa i conti con costi di produzione e ricambio generazionale, elementi che hanno un peso rilevante anche per altri paesi europei, come ad esempio l'Olanda. Ospitato in questa occasione anche Ad van Velde, allevatore olandese, presidente della Global Dairy Farmers, al quale abbiamo chiesto quali sono le 3 parole chiave per il futuro del comparto. Sustainability, Sostenibilità, imprenditorialità e futuro delle nuove generazioni. Il tema ambientale è un tema importante non solo in agricoltura ma oramai a livello globale. È un punto cruciale che normalmente l'allevatore fa fatica ad affrontare, però è importante capire che c'è un cambio nella società, ci sono dei cambiamenti. Per quanto riguarda il ricambio generazionale, è molto importante capire che gli allevatori sono considerati il livello più basso della catena. Specialmente in Asia e in Cina sono considerati proprio alla fine della catena, perché è considerato un lavoro sporco e che genera odori. Per quanto riguarda invece l'imprenditorialità, bisogna comprendere che la produzione di alimenti, produzione di latte, qualsiasi altra produzione di materie prime è un processo fondamentale per dar da mangiare alle persone, e questo processo deve essere comunque retribuito alle persone che lavorano. Deve esserci nelle aziende un business plan, altrimenti un'azienda non diventa più sostenibile economicamente. Presente per l'occasione anche l'assessore regionale Federico Caner. Per poter competere a livello internazionale bisogna puntare molto nei temi della ricerca e dell'innovazione tecnologica, soprattutto in un territorio come il nostro, quello della pianura padana, dove il Veneto è inserito, dove è difficile fare agricoltura e fare allevamento. La parola chiave è l'aggregazione. Il mondo della cooperazione si deve aggregare perché bisogna abbassare i costi, bisogna aumentare la qualità, bisogna competere a livello internazionale, e penso che il futuro della nostra agricoltura sia questo, quindi aggregazione, competizione, ricerca e sviluppo. E quella di Aprolav è un'aggregazione sempre più corale. In maniera orgogliosa devo dire che il lavoro dell'associazione, che ha conglobato tutte le maggiori realtà produttive, prova ne sia che adesso anche le vicentine si sono associate a noi, dà l'idea che Aprolav ha lavorato nella maniera migliore, e questo è merito dei nostri collaboratori, appunto il direttore in primis, perché hanno individuato quelle che erano le necessità del nostro comparto.